facciamo che le segreterie facciano i loro passi. Io continuo ad essere convintamente a disposizione con tutta la passione che da sempre mi contraddistingue. Getta acqua sul fuoco Roberto Marcato dopo che la sua autocandidatura a sindaco di Padova ha suscitato le reazioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Marcato ha incassato, e non era proprio così scontato, il via libera della Lega. Il nostro nome come Lega è Roberto Marcato, poi quando ci saremo al tavolo, spero presto, del centrodestra valuteremo anche gli altri candidati, ma io spero che lui possa passare, possa essere il nome giusto per Padova. In Lega dunque il suo nome è scelta condivisa. Gli ostacoli per la corsa a Palazzo Moroni sembrano arrivare dagli alleati del centrodestra, con Fratelli d'Italia e Forza Italia che stoppano le fughe in avanti sul nome dell'ex assessore e sui tempi della scelta. Tira il freno Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, viste anche le uscite passate di Marcato nei confronti del partito, quando dopo il successo alle politiche i meloniani chiedevano di più in vista delle regionali del 25 che poi hanno incoronato Alberto Stefani. Celebre l'invettiva dal palco della Festa del Popolo Veneto nel marzo del 23. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Insomma, rapporti non proprio idilliaci, come del resto con Forza Italia, ora guidata in Veneto da Flavio Tosi, che evidenzia come oltre a Padova andranno al voto anche altri 2 capoluoghi, Verona e Belluno, e l'accordo tra i partiti della coalizione dovrà essere complessivo. Flavio Tosi dice, da segretario regionale di Forza Italia, che serve fare un ragionamento quadro su tutta la regione. E questo credo che sia abbastanza normale. Poi dice anche che con me ha un ottimo rapporto e lo confermo, per cui insomma mi sembra un atteggiamento assolutamente positivo. Speranzon dice che anche in Fratelli d'Italia ci sono persone autorevoli e competenti come Marcato. Io prendo il complimento con grande piacere, dopodiché dovranno discutere, ma tutto questo mi sembra molto normale. Chi tira la volata a Marcato è la meloniana Elena Donazzan. Non so cosa risponderà il mio partito, rispondo a Elena Donazzan, deputato europeo, eccetera, già collega di Roberto Marcato. Roberto è una persona che mette passione, fino in fondo, e oggi un sindaco deve avere questo, deve essere piena identità con la propria città. Roberto è determinato, Padova ha bisogno di cambiare rotta. Infine Roberto Marcato è persona leale e in politica è difficile trovare la lealtà, lo dico in prima persona, diciamo così. Quindi se io fossi una cittadina di Padova non avrei alcun dubbio, Roberto Marcato.